Oggi, attraverso la piantumazione della talea dell'albero di Falcone, si ricorda quel momento purtroppo tragico per tutta la Sicilia e la nazione. Con questo evento, la piantumazione della talea e la partecipazione delle forze dell'ordine e del provveditorato. Sì, oggi si svolge qui nel nostro auditorium questa cerimonia della presentazione e poi piantumazione della talea dell'albero di Falcone, dell'albero che rappresenta il sacrificio di Giovanni Falcone. Siamo vicini al giorno della commemorazione della sua morte. È un evento simbolico quello che noi oggi celebriamo, perché piantare una piccola talea vuol rappresentare in realtà tenere vivo all'interno della nostra scuola il ricordo di Giovanni Falcone, ma soprattutto l'esempio di Giovanni Falcone, esempio di una professione, di una vita spesa per far rispettare la legalità, per combattere ogni forma, le mafie, ogni forma di sopraffazione, di violenza, ed è quello che la scuola vuole trasmettere ai nostri ragazzi. Oggi lo facciamo in maniera molto significativa, anche perché abbiamo chiaramente la presenza del tenente colonnello Castronovo, che fa parte proprio del raggruppamento dei carabinieri per la biodiversità, che portano avanti questo progetto nelle scuole, e lo facciamo anche in presenza del dottore Petix, che rappresenta la scuola Grigentina, perché vogliamo dare solennità a questo momento. Merita solennità. Ci prenderemo cura della pianta, la vedremo crescere nel tempo, e questa è un po' la metafora diciamo dello sviluppo, dell'evoluzione dei nostri ragazzi, non solo dal punto di vista fisico, biologico, ma anche dal punto di vista diciamo della loro personalità, nel rispetto sempre dei principi della legalità. Quindi un altro momento formativo per la scuola, e siamo ben contenti di affermare ancora una volta come la nostra istituzione scolastica sia un presidio di legalità. Una giornata per ricordare ciò che è stato l'evento di Falcone, con la piantumazione di una talea in sua memoria. Ecco, come provveditorato avete partecipato a questa iniziativa, stanno partecipando anche i carabinieri e moltissimi studenti che stanno facendo tante domande ai protagonisti. Sì, io ringrazio innanzitutto l'Arma dei Carabinieri, il tenente colonnello Castronovo e ovviamente il dirigente scolastico, la preside Pisano, che ha sposato subito questa importantissima iniziativa che già ha coinvolto tante scuole del territorio regionale siciliano, e che ha un significato simbolico estremamente importante, perché questa talea praticamente è realmente la pianta di Falcone, e vuole rappresentare molto, in modo anche molto immediato, metaforico e direi anche poetico, il fatto che le idee di Falcone possono continuare a camminare sulle nostre gambe, o per meglio dire su quelle che sono le gambe di queste future generazioni. È un'iniziativa che consente quindi di tenere insieme due temi di grandissima attualità, che sono il tema della legalità, del rispetto delle regole, di una società virtuosa, che si basa su quella che è la partecipazione civica, su quell'educazione civica che costantemente deve farsi a scuola, su quella formazione dell'uomo e del cittadino di domani, che è il cuore pulsante della finalità della scuola, e insieme a quello che è il tema della sostenibilità, e quindi questo tema dell'interesse verso le giovani generazioni, che ha portato anche alla riforma dell'articolo 9 della Costituzione, che insiste proprio su questi temi della tutela dell'ambiente, della biodiversità, proprio nell'ottica delle future generazioni, che devono essere oggi chiamate proprio a fare loro quelle che erano le idee sane di Falcone, a respingere quelli che sono invece i disvalori portati avanti dalla cultura mafiosa, dell'omertà, della violenza, della prevaricazione.